Amici bellini, scaldiamo la voce, buongiorno, buongiorno a tutti, dobbiamo parlare di questa conferenza, cioè più che parlare della conferenza onestamente dobbiamo fare noi delle ipotesi di formazione per questa finale, quindi cominciamo. Ci sono molte anche notizie di mercato che dobbiamo affrontare. La questione Popovic che non si capisce mo dove lo dobbiamo spolognare, ma ci arriviamo con calma. Carmine La Marca, benvenuto sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come fanno le trasmissioni? No, numeri pazzeschi eccetera. Se la vedeste i numeri pazzeschi, voi i numeri pazzeschi li vedete perché lasciate il like e vedete quanti like ci stanno, e sono numeri veramente pazzeschi, quindi io vi ringrazio. Siamo in vigilia, dobbiamo parlare di questa finalissima e la conferenza leggermente peggio del solito, devo dire la verità, non per colpa insomma di Lorenzo né di Mazzarri, onestamente proprio non si sprecano nemmeno con le domande, veramente non ci provano nemmeno. Andiamo a vedere, ci spostiamo da questa parte qua, ci mettiamo noi in conferenza davanti alla coppa, dietro c'è la coppa, riviviamo la conferenza. La prima domanda, biglietti esauriti per Di Lorenzo. Si aspetta molti interisti, ovviamente, perché poi in ambito internazionale sappiamo quali sono le magliette che si trovano all'estero. Di Lorenzo risponde, dice: dispiace che non ci possono essere i nostri tifosi, ma noi più che pensare al fuori dal campo dobbiamo pensare al campo, giustamente, e dice noi penseremo a essere concentrati in campo. Tutte le risposte più calcesi possibili. Poi chiedono a Mazzarri se questa vittoria può dare anche più fascino l'Arabia, che insomma è un paese in fase di sviluppo per quanto riguarda il calcio, e Mazzarri risponde spostandosi da questa parte: facciamo una volta sto giochino, ma non posso mettere a perdere. Insomma, il Napoli era già famoso nel mondo, insomma, dice Mazzarri, esaltando anche il lavoro di De Laurentiis e della società negli ultimi anni, snocciola un po' di numeri del passato, e quindi anche con la vittoria dello scudetto ovviamente il Napoli era già abbastanza conosciuto. Dopodiché la domanda delle domande, guardiamoci nell'anima, la facciamo bene: ma quanto sarebbe importante una vittoria in questa finale? Chiediamo prima a Di Lorenzo. Io non mi sono scritto niente onestamente, perché dobbiamo sempre rispondere sarebbe molto importante, darebbe molto entusiasmo anche per il prosieguo della stagione. Poteva anche rispondere più onestamente: non è importante, non ce ne frega niente, la solita domanda. E poi la domanda passa, perché i giornalisti erano abilitati a fare una domanda al calciatore e una domanda al mister, e quindi la seconda domanda al mister: ma è più importante per lei o più importante per la squadra? Gesù mio! Mazzarri: sì, ovviamente sì, mi farebbe piacere, importante per me, ma è importante pure per la squadra. Ma che fanno a rispondere onestamente? Ma che vi devono dire? No, non ce ne frega. Certo che è importante, è normale che per Mazzarri, che comunque è un uomo che verso la fine della sua carriera ha avuto una possibilità, adesso ha la possibilità di alzarla, e siamo d'accordo. E per la squadra, anche per la squadra, Mazzarri dice: non è che queste occasioni si hanno sempre, e il Napoli se l'è meritato vincendo lo scudetto, e adesso i ragazzi devono dare il massimo, e lo sappiamo che è così. Dopodiché, invece di chiederlo a Mazzarri, chiedono a Di Lorenzo se giocando a 3 è più facile insomma controllare le punte dell'Inter, Thuram, Lautaro, insomma una squadra che ti attacca, e Di Lorenzo risponde giustamente: non è tanto importante il modulo, ma è importante come lo fai. Dopodiché ci aggiunge una cosa che secondo me è la cosa più importante della conferenza, per capire il polso anche dei ragazzi, come stanno vivendo questa situazione, che noi adesso siamo nel cortocircuito. Che facciamo? Rinunciamo completamente a giocarcela e giochiamo sempre in attesa dell'avversario, oppure a un certo punto dobbiamo ritornare a essere il Napoli dominante? E secondo me Di Lorenzo vuole tornare a essere dominante, perché dice: sì, dipende come lo fai, ma anche con questo modulo noi possiamo portare tanti giocatori in fase offensiva, quindi c'è questa voglia poi di essere il Napoli che siamo stati, e quindi essere offensivi. Questa voglia da Di Lorenzo traspare, e secondo me questo è importante, perché sennò se rinunciamo completamente, ragazzi, una con la Fiorentina ci può andare bene, ma poi le becchi, e quindi va bene per il momento, va bene per le partite secche, così poi bisogna ritornare a macinare gioco.
E a Mazzarri chiedono un pochino dell'Inter e Mazzarri giustamente dice: io guardate come no, li ho studiati e mi rendo conto che stanno anche nel migliore momento loro. Questa purtroppo è una verità. Però a questa risposta di Mazzarri, dove dice l'Inter sta nel miglior momento, insomma non è arrendevole ma è consapevole di essere più piccoli dell'Inter in questo momento, che è logico. Quando lo chiedono a Di Lorenzo e dice sono favoriti loro, è meglio che siano favoriti loro per una volta, Di Lorenzo si impone e dice: è sbagliato parlare di favoriti in queste partite secche, poi si azzera tutto, quelli che sono i valori dimostrati anche in campionato, e ce la giochiamo. E questa cosa, secondo me, questa risposta di Di Lorenzo si porta dietro anche Mazzarri, perché Mazzarri alla successiva domanda, qua almeno ci regala il titolo, Giordano, dici firmi per il pareggio, e ovviamente la risposta automatica è non firmo per il pareggio, che Mazzarri deve rispondere così, e prende un po' di coraggio anche Mazzarri dopo Di Lorenzo e dice: andiamoci calmi col fatto che dobbiamo firmare per il pareggio e siamo già spacciati, perché questi sono sempre i campioni d'Italia, e fa bene secondo me a ricordarlo. Poi ovviamente un po' di mazzarrite abbiamo molte defezioni perché le deve ricordare, ma ce la giocheremo e siamo nella logica. Poi proprio per quanto riguarda le defezioni, non fa la lista Mazzarri, dice sempre: chiedetemi voi nome per nome quelli che vi interessano sapere. Insomma, si chiede di Demme, forse Demme si può portare in panchina, quindi non lo consideriamo, adesso facciamo la formazione, non lo consideriamo tra i titolari. Cajuste dovrebbe essere recuperato, Olivera no, Zielinski sì, però Zielinski vedi che è entrato, dice non so se avrà tutti i 90 minuti, quindi bisogna decidere se lo mette dall'inizio o lo mette a partita in corso. Poi a Di Lorenzo chiedono anche se si sono sentiti con Anghissà e Osimhen, perché ha fatto un po' di scalpore il fatto che Elmas riposta le cose nostre e esulta coi compagni da giocatore non più tesserato, mentre Osimhen sta un po' zitto. Però Di Lorenzo ci ha detto: noi abbiamo la chat di gruppo, ci parliamo in continuazione e quindi vogliamo vincere anche per loro. Si chiede ancora dei nuovi arrivati. Per quanto riguarda Traoré, Mazzarri ci conferma che ha bisogno di una mini preparazione per ritornare a disposizione, quindi non lo consideriamo abile e arruolabile. E poi si chiede anche di Lindstrom, e qua Mazzarri dice per Lindstrom è difficile perché poi ci sono già i titolarissimi, mamma mia, e quindi mi dispiace ma ancora non si vede all'orizzonte il momento in cui tu su Lindstrom ci punti e dici questa partita la comincia lui e vediamo un pochino quello che ci può fare. Dice Mazzarri anche prima di me, praticamente ci sta dicendo: ma anche Garcia lo faceva giocare, perché lo chiedete a me? Così è la storia. Ci vuole pazienza con Lindstrom, ci vuole pazienza. A Di Lorenzo chiedono se parlano con i nuovi per farli inserire, e certo che ci parliamo con i nuovi per farli inserire, scudetto o situazioni di difficoltà è normale che dobbiamo far inserire i nuovi. E su Ngonge Mazzarri dice: ci ho parlato 5 minuti non è che ha avuto tutto questo tempo per farlo, è a disposizione ma non lo so se è il caso. Ecco, quindi Mazzarri dice non lo so nemmeno se è il caso, e secondo me è anche una questione di equilibri di spogliatoio. Arriva uno nuovo, già metti in discussione Politano, o già per esempio scavalca quelli che con pazienza hanno aspettato il loro momento. Teniamo presente che in questo momento se continui con il cambio modulo c'è un caso Raspadori che va inserito. Raspadori era il jolly che cominciava ad entrare subito, e invece adesso stanno entrando i vari Zerbini, entrano i Mazzocchi con Simeone titolare, e insomma improvvisamente far entrare subito un Gonge significa poi stoppare la crescita di Raspadori, e questo secondo me è una situazione delicata che Mazzarri deve gestire, perché secondo me Ngonge lo devi cioè se stai in una situazione così Ngonge lo devi mettere, poi bisogna vedere come la prende il resto dello spogliatoio. Grazie a tutti, buonasera, ce ne andiamo. Ok, analisi tattica e vediamo i giocatori a disposizione e quelli che può schierare Mazzarri, visto che non abbiamo avuto, giustamente lui non ce lo dice nemmeno, anche per fare un po' di pretattica, non ci sgama se giocherà con la difesa a 3 di nuovo, e quindi Inzaghi già sta dicendo abbiamo visto il nuovo modulo, ci prepariamo anche per questo, ci arriviamo, facciamo delle ipotesi nostre. Nel frattempo cronaca per quanto riguarda Popovic, praticamente il DS del Frosinone ha detto no, sbagliate io, non teniamo spazio per l'extracomunitario, di conseguenza il Napoli deve trovare un'altra squadra a cui darlo. Si parla del Monza, si fanno varie ipotesi, io non ho capito
la butto lì così, ma non ho studiato la situazione, non si può dare al Bari? Sarebbe più logico, no? La trattativa De Laurentiis si dà al Bari, però non lo so se anche loro hanno la possibilità di farlo. Insomma, non dovrebbe essere un problema, non dovrebbe saltare la firma, dovrebbe essere giocatore del Napoli, ma devi trovare una squadra a cui mandarlo, altrimenti è una cosa incredibile. Però non è la prima volta che succede nel calcio. Quindi in attesa del report dell'allenamento che ci dirà qualcosa in più, dovremmo parlare pure di Mourinho, che dice io vi dico solo una cosa di Mourinho, che secondo me è più plausibile Mourinho che Conte nella cosa, che Mourinho è a fine di carriera, mentre Conte è comunque più giovane, quindi si può giocare altre carte. Secondo me è più plausibile Mourinho, ma non lo so. Onestamente non lo so. Abbiamo visto un primo tempo della Roma di De Rossi molto interessante, poi sono calati. Il Milan recupera sull'Udinese, altro gol di Samardžić bellissimo. Si continua a parlare di Teate, si continua a parlare di varie operazioni di mercato, il centrocampista Mangala. Non lo sappiamo, andiamo oltre perché dobbiamo vincere questa partita. E come possiamo farlo? Ipotesi numero 1. Il Napoli conferma la difesa a 3 e quindi con Jesus, Rachmani, Di Lorenzo, Mario Rui qua e Mazzocchi. Demme lo togliamo da mezzo perché ci ha detto che al massimo lo possiamo portare in panchina. Cajuste, Lobotka, quindi toglierei Gaetano. Il dubbio è Zielinski, togliamo gli altri e la puoi immaginare così. Quindi la conferma della partita che hai fatto con la Fiorentina, molto più abbottonati, si riparte e si cerca di andare in contropiede. Questa è una delle soluzioni. Con questo stesso modulo c'è un'altra soluzione che secondo me non è sbagliata ed è quella di mettere Mazzocchi a sinistra, sacrificare Mario Rui che fisicamente ha un po' sofferto l'essere quinto da quella zona, metti Di Lorenzo braccetto e recuperi Ostigard e metti Rachmani, Ostigard, Juan Jesus un po' più libero di impostare e c'hai due Rachmani, ancora più Ostigard, che possono controllare Lautaro e Thuram e quindi non perdi anche un Di Lorenzo che da braccetto ha avuto un po' di difficoltà e magari se gli fai fare tutta la fascia non è male come idea, sperando che Cajuste abbia recuperato alla grande la forma, così come Mazzocchi, perché sono entrambi usciti per crampi, per dei problemini. Però se li consideriamo recuperati, questa è un'opzione sicuramente plausibile. Viceversa, se il Napoli torna al 4-3-3, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rachmani, Mario Rui in difesa, Lobotka, Cajuste e Zielinski, perché lo so che Zielinski adesso non vi convince perché il contratto proprio con l'Inter potrebbe essere una storia. Ricordate era la finale di Coppa Italia e Milik segnò contro la Juventus il rigore decisivo, e un Milik che era già in orbita Juventus, poi si fece il giro lungo, il Marsiglia, però fu professionista vero e magari potrebbe essere una storia. Zielinski segna all'Inter e poi ci va, non sarebbe niente di nuovo, i due polacchi, storie sovrapponibili, perché no? E ci deve dimostrare insomma che lo vuole fare da grande professionista quale. Quindi questa potrebbe essere un'altra soluzione, quindi non in fase difensiva 5-4-1, ma una fase difensiva con 4-5-1, perché comunque le due ali devono aiutare e devono dare una mano, perché i quinti loro vanno fuori. Però le due mezze ali, lo sappiamo bene, devono uscire sui loro braccetti e lo possiamo vedere velocemente così. Vedete il 3-5-2 dell'Inter? Le due mezze ali secondo me devono dare una mano ad andare a prendere i due braccetti questi qua, con Simeone che va a prendere il centrale, e questa è una cosa che in primo pressing lo abbiamo visto, mentre Kvara e Politano devono stare attenti alle discese di Dumfries o Darmian e di Marco dall'altra parte. Quindi questa potrebbe essere una delle situazioni. Se verrà a mancare Çalhanoğlu è una cosa interessante e importante, perché è un punto di riferimento loro, al di là dei rigori dove è infallibile, ma proprio come nuovo regista dell'Inter funziona alla grande. Quindi questa è una delle situazioni che con il 4-3 io vi so dire. Con il 3-4-2-1 è leggermente diverso, però abbiamo visto già qualcosa si intuisce. Per esempio Cajuste andava a rompere la linea dei 4 e andava a prendere Arthur anche quando si abbassava moltissimo. Quindi questa è un'altra possibilità. Ora all'interno però del 4-3-3 ce n'è un'altra di possibilità che è un po' più conservativa e che ti permette però di essere un po' più elastico con il modulo. E lo so che tutti quanti sotto nei commenti, ma tu sei pazzo eccetera eccetera, però se tu, visto che Politano
questa è una cosa, visto che Politano una partita non la farà mai tutta ed è anche un buon rigorista, ok? Non te lo giocare Politano su. Sentite un cretino che dice Politano in panchina, Zerbin titolare, ok? Zerbin titolare, in fiducia, gli dai un premio e spacca tu. Zerbin titolare con questa formazione ti permette uno shift facilissimo, che è questo qua. Siamo 4-3-3, benissimo. In fase in cui ti devi un pochino più coprire, Zerbin diventa quinto, Mario Rui sale un pochino e diventa quinto, Juan Jesus, Rachmani e Di Lorenzo scalano e come vedete liberi uno Zielinski che può essere il sottopunta vicino Kvara e Simeone, che devono essere molto mobili, e quindi c'hai la possibilità, oppure lo tieni semplicemente così qua e quindi c'hai il modulo a specchio che puoi fare con Kvara un po' più libero, che è una cosa che Mazzarri ci ha detto spesso. Quindi sale Mario Rui e quindi Kvara è un po' più libero e può andare vicino Simeone, perché più vicino alla porta sta meglio è. Quindi questa non so se è un'idea di Mazzarri, ma mi sembra un'idea plausibile con Zerbin più che con Politano, perché se gli fai fare a Politano tutto questo, lo abbiamo visto per esempio con Candreva, quando Politano ci mette impegno per andare ad accorciare, però nell'affondo del contrasto viene superato facile e Candreva tira facile in porta. Quindi secondo me questa è una delle soluzioni più interessanti contro l'Inter. Elastici, capire il momento, leggere le giocate senza perdere completamente la propria identità, così almeno quando hai la palla qualcosina la riesci anche a sviluppare. Abbiamo visto che c'era un po' di difficoltà, eravamo un po' macchinosi con il 3-4-2-1, non siamo andati proprio a fondo con la Fiorentina. Quindi questa è una delle idee, anche per rispettare quello che Mazzarri dice per quanto riguarda la partita con l'Inter. Sì, abbiamo perso 3-0, però abbiamo fatto delle cose importanti e stavamo con il 4-3. Di conseguenza, secondo me è un'opzione spendibile questa qui, sempre che ci confermano che stanno tutti bene, perché se qualcuno poi viene meno è chiaro che tutti questi discorsi cadono. E insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. In chiusura accenniamo al discorso che è successo a Milano con Maignan, a Milano, a Udine è successo a Udine ovviamente con Maignan. Bene che Maignan faccia il gesto forte di andarsene, di togliersi i guantoni, il Milan che lo segue, che se scende così. Bravo Maresca che interrompe la partita, che la sospende momentaneamente. Bene che se ne parli, parlatene sempre però, perché poi non esiste quello di Serie B e quello di Serie A, non è che poi i giocatori importanti, quando parla Vinicius Junior ne parliamo, quando parla Maignan ne parliamo, e invece quando succedeva a Koulibaly, quando succede a tutti noi napoletani allo stadio, in tutti gli stadi, perché poi mi segnalano anche che appena sono stati richiamati non potete fare gli ululati e le cose varie, vabbè, odio Napoli, dai, risolviamo tutto. Allora non fate proclami alla Serie A, fai proclami, no, il razzismo non esiste proprio. Già capite, ma non avete risolto niente. I 4 stupidi continuano a moltiplicarsi. Avete per un periodo lungo storico avete fatto finta di niente, avete detto non ne voglio proprio parlare. Mi pare che pure Cioffi ha detto non ne vorrei parlare della partita. Mentre Ancelotti dice io della partita non voglio parlare solamente di questi episodi che continuano a ripetersi e si ripetono in Spagna e capitano in Italia, e quando capitano in Inghilterra, perché capitano anche in Inghilterra, li prendono e li mettono singolarmente alla pubblica gogna. Signori, qua non è questione di essere buonisti o meno, non è questione di essere populisti, è questione che questa roba deve finire, questione che questa roba non è più accettabile, però sempre, non quando succede alle squadre importanti e ai calciatori famosi, deve succedere sempre e deve essere condannato sempre, non a parole però, non facendo Maignan cittadino onorario che se ne sbatte i guantoni di essere cittadino onorario di Udine. Si prendono i responsabili e si puniscono severamente, perché se non si parte da un fatto culturale, no? Dove non si arriva proprio a creare dei personaggi del genere, forse la punizione seria, tu allo Stato non ci vai più, tu prendi una multa importante e la paghi e si devolve in beneficenza. Se non parte da una cosa culturale dove non lo immagini proprio di avere un atteggiamento del genere, devono esserci le punizioni serie, che almeno fanno da deterrente per quello che un domani gli viene in mente, ma lo sfotto, lo innervosisco.
Però poi ci vado di mezzo io, forse è meglio che mi sto zitto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state tuned, lasciate i like finali, ditemi cosa ne pensate per la situazione tattica che secondo me è interessante, in conferenza niente, non se ne fottono proprio, ma noi dobbiamo stare noi avanti, se ci aspettiamo gli addetti ai lavori ci facciamo vecchi, invece dobbiamo essere noi avanti a tutti e anticipare le cose come sempre ci proviamo a fare e forza Napoli sempre. Volete lasciare l'emoticon del Vesuvio? Mi pare che c'è l'emoticon del vulcano, lasciate quella là che mi sembra importante.